Buonasera dalla Stella Azzurra, il nono appuntamento della Serie A della Lega Calcio 8, probabilmente l'incontro più delicato di questa giornata. La Roma affronta la Venere in bikini, entrambe le squadre hanno avuto lo stesso identico percorso finora, entrambe le squadre con 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. La Roma che si presenta all'appuntamento dopo la sconfitta contro il Pizza Boom per 4-2, quindi è chiamata a riscattare l'ultima partita di fronte. Invece la Venere arriva dopo la vittoria per 5-2 contro la selezione romana Mediolanum. Venere che ha esordito alla grande in questo campionato, sicuramente una delle migliori matricole che abbiamo visto fino adesso, ed è tutto pronto alla Stella per il fischio d'inizio di Roma Calcio 8 GSA Venere in bikini. Tutto pronto, ultimi ricami da parte del direttore di gara. Sta per iniziare adesso il match. A battere sarà la Roma che veste in tenuta classica rosso-bianca, dall'altra parte invece la Venere in bikini in tenuta verde e bianca, e si parte adesso con Roma Calcio 8 Venere in bikini. La Roma che gestisce il primo pallone e parte dalle retrovie, pallone giocato per vie centrali, il tocco per Guadagno, ancora indietro a cercare un compagno, poi lo scarico a sinistra, può salire ora Quinquinio. Cerca il movimento dei compagni, il lancio in profondità, ha capito tutto Natalucci che poi scarica per Eusebi. Eusebi che si è presentato alla grande in questo campionato, il centrocampista davvero di qualità che adesso smista la palla in avanti per l'altro bomber Nico Borci, acquistato proprio per la Serie A dalla Venere in bikini. Sbaglia però il tocco, può ripartire la Roma Calcio 8 sull'out di destra, attenzione al fallo di Borci, sarà calcio di punizione per la Roma. A guadagnare il fallo è stato Pettorelli e adesso si apprestano a battere i giocatori giallorossi. Pallone giocato indietro, Guadagno controlla la sfera, poi prova ad andare in profondità, ancora la sponda per Guadagno, poi l'apertura a sinistra per Sestili. Ancora il controllo è ottimo di Seferi, uno dei più agili, dei più pericolosi dei suoi. Poi ancora la conclusione al volo, pallone sul palo di Sestili, ci ha provato il numero 10 della Roma subito in avanti, giallorossi. Il primo squillo è proprio di Sestili che lo conosciamo bene dalla distanza, è un giocatore davvero pericoloso. Sì, la Roma vuol ribadire questo bel avvio di stagione, è partita meglio rispetto alla Venere in bikini, poi ha avuto una flessione, adesso Sestili vuole riportare a posto le gerarchie, vuol far capire che la Roma è più forte, ci ha provato alla distanza ma questa volta non gli è andata bene. E allora Roma subito pericolosissima con Sestili dalla distanza, vediamo adesso se proverà a reagire la Venere, incontro subito nel vivo. Intanto ci si appresta a battere la rimessa laterale da parte della Roma, va Midulla a riconsigliare il pallone agli avversari che battono proprio in questo momento. Pallone giocato sull'out di destra, poi il lancio in avanti di Bucri. Ancora il controllo da parte della Venere, poi Eusebi cerca l'idea per il compagno, sbaglia tutto però, fase confusa del match. Pallone giocato al cerchio di centrocampo, ancora per Sestili che ha colpito il palo pochi minuti fa, e poi c'è l'intervento di Anello, sarà ancora rimessa laterale per la Roma Calcio 8 GSA che sicuramente ha dato il là a questo match nel migliore dei modi. Rimessa laterale battuta in questo momento, out di destra, prova Bucri a controllare la sfera, poi ancora lui cerca la profondità, coperto benissimo da Midulla che nonostante le sue doti offensive dà sempre a dar manforte ai suoi in difesa. Indietro verso Pettorelli, cerca il dribbling, fermato però, va lui a battere la rimessa laterale. Pallone giocato in mezzo, non c'è nessuno, può recuperare il difensore, il numero 4 della Venere Ponziani. Poi Natalucci, ancora per Eusebi, il metronomo di questa squadra. Indietro sempre il numero 8 controlla la sfera, va al lancio lunghissimo dall'altra parte, prova Anello a metterla giù e c'è poi però l'intervento da parte del difensore della Roma Calcio 8 di testa, la sponda di Guadagno in avanti, è buona l'idea, out di destra, ora può distendersi la Roma per vie centrali, la conclusione in porta direttamente fra le braccia di Opara e ancora la Roma ad attaccare. Opara, gran portiere, ha esordito alla grande anche lui in questo campionato, ma per adesso i compagni in attacco non stanno ancora producendo abbastanza. La Roma che si sta riversando in avanti in questo momento, Luca. Sì, ci vuole ben altro per battere Opara, non un tiro centrale dalla distanza. Qui la Roma poteva sicuramente sviluppare meglio il proprio gioco, magari passare sulla fascia per poi rimettere palla dentro. E adesso Midulla prova a rubare un pallone, attenzione a Midulla al limite dell'aria, va lui alla conclusione, riesce a metterci il piede Chianese e adesso sta reagendo la Venere con Midulla, sicuramente uno dei giocatori più importanti di questa squadra, il numero 10, ha dato grandi dimostrazioni fino adesso, grande agilità, grande tecnica individuale, sicuramente sarà uno dei pericoli numero 1 per la Roma. Intanto il calcio d'angolo, Anello prova a metterla in mezzo, Borci non riesce a toccare il pallone, sarà ancora rimessa laterale per la Venere in bikini, questa volta Midulla lascia l'incombenza della battuta al suo compagno, si tratta di Natalucci, andrà lui con le mani.
Pallone messo in avanti, Anello, la sponda ancora per Natalucci, prova a metterla in mezzo, Borci ha provato ancora una volta a toccare il pallone, recupera invece la sfera Pompei, prova a cercare la profondità, a destra Pettorelli controlla, poi lascia per il compagno, ma è tutto fermo, c'è stata un'irregolarità ravvisata da parte del direttore di gara, sarà rimessa laterale, anzi no, calcio di punizione per la Roma calcio a 8, Chianese sul pallone, battuta subito in avanti, attenzione ai dribbling, il cross in mezzo, dall'altra parte non c'è nessuno, ancora Natalucci a fare buona guardia sulla pressione di Sestili. Partita che comunque è iniziata con grandi ritmi, entrambe le squadre a giudicare dal rullino di marcia sono in grado di equivalersi, hanno gli stessi identici punti in campionato, perciò un incontro davvero delicato. Intanto Midulla scende a prendersi la sfera, allarga a destra per Natalucci, ancora il numero 10 al controllo. Pressa alta, adesso la Roma deve costringere forse al lancio la Venere, arriva in questo momento in avanti, la sponda di Borci, è buona l'idea, troppo lunga però per Natalucci, Borci che si è dimostrato quest'anno un attaccante davvero prolifico lì davanti, riesce a fare reparto da solo, una grande presenza fisica nonché un filo del gol davvero invidiabile. Sì, qui ha sbagliato la misura del colpo di testa, in precedenza non è riuscito ad agganciare il pallone, però è già la seconda volta e si rende molto pericoloso dalle parti di Goletti, quindi aspettiamo, vediamo un po'. Proprio adesso ha provato Borci il numero 9, la conclusione un po' troppo sporcata, si salva quindi la Roma che può ripartire, il lancio lunghissimo a cercare lo stop di petto di un compagno, poi bravo Midulla a rubare la sfera ma solo per un momento, ancora in avanti la Roma, Seferi cerca il dribbling, il cross dall'altra parte, troppo lungo per Pettorelli. Sarà rimessa laterale per la Venere in bikini a batterla. C'è Ponziani, un altro grande giocatore di questa squadra, un difensore davvero di grande spessore. Intanto arriva il lancio lungo, ritmi un po' scesi rispetto all'avvio quando siamo al 6° minuto del primo tempo. Ancora c'è tutto il match da vivere, sono 50 i minuti per le partite regolari di Lega Calcio a 8. Controllo di Sestili che gira a destra. Adesso tutta nella sua metà campo tranne Borci la Venere, l'appoggio per Guadagno. Ancora sull'out di destra. Pallone messo in mezzo, tagliato, c'è stato un tocco ma sarà rimessa dal fondo per la Venere. Opara va a prendersi il pallone, Opara che davvero ha stupito in questo avvio, giocatore dotato di grandissimi riflessi, uno sicuramente dei portieri della top 3 possiamo dirlo in questa Lega Calcio 8. Intanto la Venere ad impostare dalla sua metà campo, cost to cost dall'altra parte a cercare Natalucci che la mette giù, lato corto dell'aria, l'appoggio per Midulla che va al tiro, conclusione alta ma adesso sta iniziando a prendere le misure la Venere, questa volta ancora Midulla ha provato ad impensierire la difesa avversaria. Midulla, l'abbiamo detto poco fa, un giocatore probabilmente uno dei più pericolosi, grande agilità, grande tecnica dello spazio, è davvero difficile contenere un giocatore come questo. Esatto, qui il tiro è andato sopra la traversa, ma la Roma deve stare attenta perché la Venere in bikini sono già qualche minuto che ha cominciato ad ingranare e si fa vedere dalle parti del portiere della Roma Calcio 8, quindi deve un po' registrarsi in difesa la Roma. E allora ancora Natalucci al controllo, Midulla non trova spazio, serve Eusebi, vediamo se inventa qualcosa, è buono l'esterno per Borci che prova a girarsi, messo giù, dice di alzarsi il direttore di gara, è tutto regolare, si può continuare a giocare ma ancora la Venere in possesso, l'idea questa volta sbagliata, Sestili recupera il pallone, prova Bugri e la profondità per un compagno ma sbaglia tutto, è stata lucida qui la difesa della Venere in bikini che ha intercettato il passaggio, poi Eusebi mette fuori il pallone, attenzione perché c'è stato un'incomprensione da parte dei giocatori in campo, il direttore di gara, ma si riparte senza nessun problema adesso. Midulla cerca il movimento dei compagni, l'appoggio sull'out di destra, ancora lui però costretto a ricevere, deve stare attento al pressing di Seferi che ancora non è entrato in partita, ancora non ci ha deliziato con le sue giocate a cui ci ha abituato, insomma non è il primo anno che gioca questo torneo, sappiamo benissimo quali sono le qualità di questo giocatore. Midulla, Natalucci può andare al cross in mezzo per Borci che si era postato sul secondo palo, troppo alto però il lob disegnato da Natalucci, il pallone che termina fuori, può ripartire la Roma dalla rimessa laterale, battuta proprio in questo momento, si andrà al lancio lunghissimo e riesce a intercettare però di testa Andrea Eusebi, intanto ancora rimessa laterale per la Venere, scusate, la Roma Calcio 8 che può guadagnare metri. Battuta in avanti per Seferi che cerca lo spazio, costretto a tornare indietro, vuole giocare con calma adesso la Roma. Prova direttamente la conclusione in porta, ci ha provato Guadagno, conclusione abbastanza ambiziosa, nessun problema per Opara che osserva il pallone a uscire fuori dalla sua porta. L'appoggio a destra, Natalucci controlla la sfera, scusate, si tratta di Rolfo. Cerca lungolinea, questa volta Natalucci si fa soffiare la sfera da Sestili, cerca spazio il numero 10, buona la finta, Natalucci però torna a prendersi la sfera, si fa perdonare l'errore ma è irregolare l'intervento.
Rimane giù Sestili, che poco fa ha trovato una buona occasione, steso da Natalucci. Vediamo se sarà in grado di continuare la gara. Intanto si vanno a spiegare i giocatori col direttore di gara, ma nulla di grave. Natalucci dà una mano a Sestili a rialzarsi. Sarà calcio di punizione per la Roma Calcio a 8 e adesso da qui diciamo i tiratori non mancano. Sì, soprattutto buon break di Sestili, che ha deciso di prendere in mano la sua squadra da buon capitano, si è inventato un dribbling, poi è stato messo giù, giusto il calcio di punizione per la Roma. Tutto pronto per il calcio di punizione di Sestili. Attenzione perché accanto a lui c'è anche Chianese, ma probabilmente sarà il numero 10 ad andare in porta. Diciamo, a tutte le doti Sestili per cercare la conclusione diretta, nonostante siamo prossimi al centrocampo, anche se la stella azzurra favorisce queste conclusioni data la piccolezza del campo. Allora Sestili in porta, tiro potente ma centrale, nessun problema. Non sono queste le conclusioni che possono impensierire un portiere come Opara. Riparte ora la Venere, Eusepi, pallone in verticale, ha capito tutto Guadagno, prova a ripartire la Roma ma sbaglia. Ancora Eusepi, cerca la profondità, questa volta secondo errore può innescare Seferi, il numero 11 cerca le finte, buono l'appoggio, ancora Seferi in mezzo per Guadagno che si stava inserendo con i tempi giusti, ancora attenta alla retroguardia della Venere, ma non è finita, la Roma attacca sull'out di destra, ancora Seferi cerca le finte, se ne va bene Seferi in aria, e qui ottimo l'anticipo di Rolfo a evitare guai peggiori, ma sarà calcio d'angolo per la Roma che per adesso ai punti è più avanti dei biancoverdi. Il calcio d'angolo battuto in questo momento in mezzo, ancora una volta Rolfo ad anticipare tutti, ma la Roma è sempre in possesso di palla, preferisce rifiatare. Quinquigno chiede aiuto a Goletti che allarga sull'out di destra, solo Borci in pressing nella metà campo avversaria. Bravo Sestili che spazia sull'out di destra a cercare l'idea per Seferi che va direttamente al cross, murato però. Sarà rimessa laterale per la Roma Calcio a 8 al 10° minuto del primo tempo. Rimessa laterale battuta in questo momento, ancora un lungolinea, questa volta malinteso fra i due e sarà rimessa dal fondo per la Venere in bikini che per adesso sta attendendo, ancora non si è riversata in avanti nel modo in cui ci ha abituato fino adesso. Quindi Luca, secondo te come deve impostare la Venere in bikini questa partita? Secondo me deve cercare di far uscire la Roma da questa gabbia che ha creato intorno ai suoi uomini migliori e cercare di colpirla in contropiede, anche se non è facile. La Roma cerca molto Klaus Seferi che svaria su tutto il fronte di attacco, qui adesso ancora a palla, si è presentato sul fondo, è riuscito a mettere in mezzo. Attenzione però perché non è finita, Guadagno, lo scarico indietro per Sestili, ancora Guadagno. Non trova spazi la Roma, chiede aiuto a Quinquinio che smista sulla destra per Chianese. Va lui direttamente in porta, attenzione, una conclusione pericolosa, vicina al palo, un tiro potente ma sarà calcio d'angolo per la Roma che va a batterlo in questo momento. Il cross è messo in mezzo, l'anticipo ancora di Rolfo che lì in mezzo all'aria è sempre l'unico a toccare i palloni, davvero presenza difensiva importante per il numero 6, poi Borci torna indietro, Anello la mette giù, ha spazio per avanzare, ancora il numero 14 fino in fondo, questa volta sbaglia Chianese a recuperare la sfera e a cercare un compagno in avanti, ma fuori misura. Siamo al 13° minuto del primo tempo, ancora 0-0 fra Roma Calcio a 8 e Venere in bikini. Eusepi, appoggio sulla destra per Midulla, può salire il numero 10, lascia poi l'incombenza a Natalucci che va in porta col mancino, conclusione murata. Attenzione perché può ripartire la Venere con Bucri, cerca le finte, ancora Bucri, ancora Natalucci a farsi perdonare l'errore per la seconda volta, poi è stato commesso un fallo da Bucri, può ripartire la Venere con calma. Eusepi, cerchio di centrocampo, prova lui con il mancino in porta, un gol fantastico di Eusepi dal centrocampo, la sblocca lui, ci ha abituato a conclusioni di questo tipo, ma questa forse è una delle più belle. Calcia indifferentemente col destro e il sinistro Andrea Eusepi, la perla della Venere in bikini, porta i suoi sull'1-0. Assolutamente, un gol fantastico del capitano della Venere che ha preso in mano la squadra nel momento di maggior difficoltà, Matteo, perché il gioco è già ripartito. Andrea Eusepi davvero splendida la sua conclusione, adesso si trova ad inseguire la Roma, ha tirato fuori dal cilindro qualcosa di spettacolare, eravamo nel cerchio di centrocampo, la conclusione potente, Goletti ci ha provato ma davvero terrificante il tiro, allora è 1-0 al 14° minuto del primo tempo, passa in avanti la Venere che adesso gioca nella sua metà campo, l'appoggio a sinistra per Ponziani. Lungolinea, prova Anello a liberarsi del pressing ma sbaglia tutto, la reazione della Roma. Prova Bucri in mezzo a 3, lo scarico per Sestili che cerca il lob, è buono per Bucri, il colpo di testa però smorzato e nessun problema per Opara che va alla rimessa in gioco. Natalucci
Gioca ancora per Midulla, sono lui e Eusebi a prendersi sempre i palloni al centrocampo, a far salire la squadra. E adesso il numero 8 al controllo, l'autore poco fa di un gol pazzesco. Natalucci, scusate, Midulla, Eusebi per Anello. Adesso vuole ragionare la Venere, attenzione però Anello che si addormenta. Può partire Seferi, ancora lui prova il diagonale. È l'1-0, è l'1 pari, scusate, per la Roma Calcio a 8. E qui gravissimo l'errore di Anello ad innescare Seferi, che quando parte in quel modo è inarrestabile. Il diagonale non lascia scampo ad Opara. Adesso è 1-1, la Roma rimette tutto a posto con il suo numero 11, un giocatore davvero di grande esperienza, davvero pericoloso, lo ha dimostrato Klaus Seferi. È 1 pari adesso. Assolutamente, le doti tecniche di Seferi sono chiare a tutti. Qui ha bruciato in velocità il diretto marcatore, ha depositato il pallone in rete, beffando Para. Non è semplice, è stato molto bravo Klaus Seferi in questa situazione. Partita che è entrata nel vivo tutto di un botto. Al gol fantastico di Eusebi risponde Klaus Seferi con il diagonale vincente. 1-1 adesso e siamo soltanto al 15° del primo tempo. Intanto ha provato il mancino Bugri, murato però. Allora Natalucci. L'appoggio per Eusebi, partita ora vivissima, 1-1, squadre che per ora si stanno annullando e l'avevamo immaginato che a giudicare dal ruolino di marcia, insomma, i coefficienti in campo erano allo stesso livello. Intanto prova Sestili a spazzare, attenzione perché era appostato Natalucci, ma nessun pericolo per la Roma, che può beneficiare della rimessa laterale. A batterla andrà il suo numero 10, Sestili. Intanto si rimette, si risistema la Venere, che è subito stata pareggiata dagli avversari. Incontro che davvero non lascia un momento di respiro, un respiro, insomma, davvero ritmi frenetici. Il capitano Sestili a controllare, lo scarico dall'altra parte di Guadagno. Può partire Chianese, supera ora il centrocampo, fa salire Suoi, il cross in mezzo, sporcato però, e riesce anche a evitare il calcio d'angolo Ponziani. Poi Anello fa gli straordinari ma regala il pallone agli avversari. Attenzione, si coordina direttamente la distanza Sestili. Tiro murato, poi Midulla prova a mettere ordine. Natalucci fa ripartire Suoi, ancora Midulla, è buono il dribbling ma ha capito tutto Sestili. Irregolare però l'intervento del numero 10 per il direttore di gara. Quanto può essere importante l'agilità di Midulla, Luca, in questa partita? Assolutamente, qui ha recuperato palla in difesa e si è proiettato nell'azione offensiva con grande caparbietà, saltato un paio di uomini, ha chiamato all'1-2 il compagno, poi Sestili ha commesso fallo nel fermarlo. E allora ancora Midulla a controllare sull'out di destra, va direttamente al tiro murato, però poi attenzione alla confusione al limite dell'area, riesce a cavarsela la Roma con Guadagno che mette ordine, laccia in avanti, controlla ancora Eusebi, il capitano fantastico della Venere in bikini. Anello. Un altro errore per lui, non un buon avvio del numero 14, può ripartire da Roma, Bucri può andare con il mancino e questa volta è provvidenziale l'intervento di Rolfo che sporca la conclusione, sarà però rimessa dal fondo per la Venere in bikini. Opara ha proiettato il pallone in avanti, ritorniamo in campo con Eusebi che va a cercare il lungolinea, questa volta è troppo lungo però si può ripartire dalla rimessa di Goletti. Roma che adesso sta cercando di superare, di sorpassare la Venere, dopo essere andata sotto ha risposto subito, prontamente con Klaus Seferi. Sì, Eusebi è sempre molto pericoloso, soprattutto perché gli avversari non sanno mai cosa può inventare da quella posizione del campo. Adesso ha tentato il filtrante, prima in occasione del gol ha scelto la conclusione di potenza, quindi è un fattore Eusebi per la Venere in bikini. Assolutamente sì, una scelta, quella della distanza, che per Eusebi è quasi all'ordine del giorno e ci ha abituato ancora oggi, ci ha riconfermato le nostre aspettative. Intanto prova Midulla, la conclusione di prima intenzione altissima, ma anche Midulla è un giocatore che comunque ha nelle sue corde questo tipo di conclusione. Questa volta non ha centrato il bersaglio grosso, potrà ripartire la Roma. Guadagno, subito pressato e costretto a tornare indietro, apertura sull'out di destra per Chianese. Sempre a far salire i compagni, la verticalizzazione murata, può ripartire la Venere, poi Sestili prova con il fisico a conquistare la palla. Eusebi è più alto di lui e riesce a favorire la ripartenza dei suoi. Anello, break sull'out di sinistra, pallone messo in mezzo per Borci, che da lì è sempre un grattacapo per la difesa avversaria. Questa volta è scivolata, ha provato a beffare Goletti, si è salvata la difesa della Roma Calcio a 8 e intanto si riparte subito col pallone messo in mezzo, anche Eusebi al tiro, ma non è finita. Anello, il cross messo fuori da Quinquigno, sarà calcio d'angolo per la Venere, che adesso sta attaccando per cercare di riportarsi in avanti dopo il fantastico gol di Eusebi. Il calcio d'angolo andrà Anello a batterlo dalla bandierina. Attenzione a Nico Borci, che è sempre il più pericoloso
Pallone messo in mezzo in questo momento Borci, attenzione, Lina Guado si ritrova il pallone sui piedi, poi però non riesce a piazzarla nell'angolino, si salva Goletti ma vicina al 2-1 la Venere in bikini. Intanto la Roma attacca sull'out di destra, cerca spazio, buono il pressing di Andrea Eusebi a mettere il pallone fuori, sarà rimessa laterale per la Roma a batterla, anzi calcio di punizione scusate, a batterlo sarà il numero 6 Quinquinio. Un buon avvio anche da parte sua, sicuramente uno dei giocatori più in mostra di questa Roma, e andiamo a vedere, da qui potrebbe anche cercare la diretta conclusione in porta. L'inaguato c'è anche Sestili, potrebbe ricevere anche lui l'appoggio. Parte ora Quinquinio, il lobby in mezzo, un gol di Quinquinio, anzi no, però tutto fermo, da lì aveva trovato davvero un lob fantastico il numero 6, ma da ribattere, il calcio di punizione, era stato un gol fantastico questo. Una parabola imprendibile per Opara, che era rimasto però troppo sul palo. Mi sembrava strano che un portiere esperto come lui rimanesse sul palo, sul primo palo, in occasione di una punizione del genere. Evidentemente Quinquinio ha cercato di sorprendere tutti prima del fischio dell'arbitro. Allora ancora Quinquinio a battere il calcio piazzato. Lui con il mancino prova ancora la conclusione, questa volta il pallone filtra ma nessun problema per Opara che la fa sua. A innescare Anello, cerca il cambio di marcia, attenzione a Borci in mezzo, Anello prova il cross, murato, ma la Venere è sempre molto pericolosa quando riparte, dotata di giocatori rapidi, veloci, ed è difficile per la Roma arginare le ripartenze di questa squadra. Intanto può ripartire con Midulla, pressato, torna indietro da Rolfo, l'appoggio per Eusebi, alza la testa, prova direttamente in porta, la conclusione gira troppo, non inquadra l'angolino. Attenzione perché Eusebi tutte le volte che alza la testa e tira è sempre un pericolo per gli avversari. Questa volta il tiro è uscito fuori, Goletti ha sicuramente avuto qualche dubbio, ma comunque si è salvato in questa occasione. Allora si riparte da Quinquinio, sempre a cercare il lancio lungo, pallone qui che filtra. È il più lesto di tutti i ponziani, che preferisce evitare guai peggiori e rilanciare lungo, riconsegnando il pallone agli avversari. Roma con Chianese che controlla, supera ora il cerchio di centrocampo, il pallone messo in avanti a Buri che prova controllo e tiro, e questa volta rimbalza sul giocatore avversario. Allora ancora attenzione alla ripartenza della Venere con Natalucci, il tiro, Goletti si distende, bravo Natalucci a metterla nell'angolino. Questa volta Goletti non si fa sorprendere, calcio d'angolo per la Venere, davvero un botta e risposta. Forse più pericolosi adesso i biancoverdi, dopo un avvio in sordina stanno prendendo in mano il match, Luca. Assolutamente, stanno prendendo coraggio azione dopo azione. Qui abbiamo visto una conclusione di Natalucci, che ha cercato di replicare le gesta del proprio capitano con un tiro alla distanza. In precedenza Eusebi ci aveva provato ancora una volta. Evidentemente è una soluzione che quelli della Venere preferiscono cercare. Attenzione perché adesso Anello è andato al cross in mezzo per Borci, è stato murato per fortuna della Roma il cross. Eusebi, ancora lui dalla distanza, prova il tiro, Borci stava per cercare la deviazione vincente, tiro troppo potente, pallone difficile da controllare per il numero 9 della Venere. E ancora una volta però sono i biancoverdi, attenzione perché l'arbitro ha fischiato qualcosa, adesso va a spiegarsi col direttore di gara Goletti. Sarà forse calcio d'angolo per la Venere, sì è proprio così, ancora Anello, lo specialista dei calci d'angolo, a battere il calcio di punizione per i suoi. Siamo al 23esimo minuto del primo tempo, conduce, scusate, punteggio di parità 1-1 fra Roma e Venere, una partita sicuramente che non sta deludendo le aspettative. Intanto attenzione a Quinquinio, cerca lungolinea, non riesce ad arrivare in tempo Bugri sulla sfera. Buono l'anticipo di Rolfo che fino adesso sta giocando un'ottima partita, sempre attento da quelle parti, Luca. Sì, anche perché la Roma qualche minuto che prova a premere dall'altra parte. Abbiamo visto Seferi non trovare spazio da questa parte, l'abbiamo visto spesso sulla destra, forse proprio per questo. E allora ancora Eusebi a controllare la sfera dall'altra parte. C'è appoggio per Anello, Eusebi sempre lui a dare il tempo ai suoi. La finta di Eusebi, pallone sul mancino, attenzione però preferisce lo scambio con Midulla, indietro per Anello, ancora Eusebi, buona l'azione della Venere, va Eusebi col piazzato, questa volta la conclusione ciccata dal numero 8 e deve ringraziare Goletti perché raramente Eusebi ci ha mostrato conclusioni di questo tipo. Questa volta buona l'azione della Venere, ma può ripartire la Roma, si salva dal gol, deve produrre comunque di più la squadra giallorossa. Dopo un grande avvio adesso sono i biancoverdi a prendere il controllo del match. Intanto il lob in avanti per Bugri che con la testa però non riesce a controllare il pallone, ma sarà rimessa laterale per la Roma Calcia 8 che va in questo momento
L'appoggio in mezzo per Seferi, ha capito tutto Midulla con la testa, attenzione perché può ripartire, inciampa sul pallone, però arriva il fallo e anche la munizione di Seferi che non protesta, un buon gesto di fair play. Qui forse dubbia la scelta del direttore di gara, era incespicato sul pallone Midulla, ma comunque nessun problema in campo, partita per ora giocata con rispetto, con regolarità, insomma un match corretto fino a questo momento. Intanto Eusepi, l'appoggio dall'altra parte, ancora il numero 8 a controllare la sfera, manca poco al termine del primo tempo, forse le due squadre vorrebbero chiedere qualcosa in più o forse vorrebbero aspettare la ripresa per cercare di ripartire nel modo giusto e per dare, quindi per portarsi in avanti. Per adesso l'1-1 è un risultato che andrebbe bene ad entrambe le compagini in attesa di un secondo tempo che ci aspettiamo sicuramente spumeggiante, come d'altronde questo. Infatti si parte in questo momento con il secondo tempo, è tutto pronto per il calcio d'inizio della ripresa. Che secondo tempo possiamo aspettarci, Luca? È un'incognita totale perché la prima frazione è stata un po' divisa a metà fra le due squadre. Un primo tempo più favorevole alla Roma, anche se a passare in vantaggio era stata la Venere, e un secondo tempo più a favore dei biancoverdi, che forse ai punti avrebbero meritato qualcosa in più. Con Borci si sono presentati diverse volte dalle parti di Coletti. Biancoverdi probabilmente più pericolosi degli avversari, ma il punteggio è ancora di 1-1 e la Roma è sicuramente una squadra che può riservarci grandi sorprese. Intanto in questo avvio di tempo è la Venere ad attaccare. Pallone giocato indietro, Rolfo, l'appoggio a destra, ora cerca spazio la Venere, pallone messo in profondità, non arriva però al compagno. Intanto sarà rimessa laterale sempre per la Venere in bikini, che guadagna metri e può andare alla caccia del 2-1 al vantaggio di Eusepi. Ha risposto Klaus Seferi nel primo tempo. Rimessa laterale battuta in questo momento, attenzione però perché sarà tutto da rifare, perplessità da parte di tutti i giocatori, forse anche la nostra. Intanto pallone riconsegnato nella zona di dovere dove c'è Midulla che aspetta per battere questa rimessa laterale e va adesso con le mani. Pallone giocato per Mostarda, cerca la profondità, messo giù Midulla e sarà in questo caso calcio di punizione. Buon avvio anche da parte di Midulla, che lì davanti ha sempre creato problemi agli avversari, un giocatore davvero difficile da marcare, tanta agilità, tanta tecnica individuale, insomma qualcuno che quando gioca in questa Venere riesce sempre a dire la sua. Il calcio di punizione, c'è Mirko Anello sul pallone, andrà lui, probabilmente andrà a cercare il cross in mezzo. Dentro ci sono Borci, Mostarda, ma anche Midulla, probabilmente sarà Borci il più indicato per questo tipo di situazioni. Allora si aspetta il fischio del direttore di gara che arriva adesso, il pallone messo in mezzo, è buono l'anticipo ma riesce a recuperare la sfera Anello. L'appoggio per Mostarda, cerca spazio per la conclusione, non lo trova, chiede aiuto a Eusepi che litiga col pallone. Attenzione alla ripartenza della Roma, va a dar manforte però Natalucci, anzi si tratta di Ponziani, scusate, anche lui il difensore centrale di questa squadra, molto attento, caratterizzato da uno stile di gioco davvero sereno e tranquillo, un giocatore che fa insomma della tranquillità, dello zen la sua arma principale, nonché anche di una buona tecnica individuale. Sì, Ponziani qui è stato provvidenziale perché il pallone perso da Eusepi lì a centrocampo poteva diventare molto pericoloso per i biancoverdi. Fortuna che c'era il numero 4, sempre molto attento e molto tranquillo. Intanto arriva la rimessa in gioco per la Venere in bikini, ancora con Midulla che scarica per Anello, prova a girarsi di prima intenzione, pallone altissimo però conclusione davvero ambiziosa da parte del numero 14. Incontro che non è ancora entrato nel vivo in questa ripresa, le squadre aspettano di trovare qualche varco, comunque continuano a studiarsi, un incontro davvero delicato, qui basta poco per condannare la propria squadra. Intanto riparte la Roma per via centrale, l'appoggio sull'out di destra per Pettorelli, subito raddoppiato, il numero 3 riesce a disimpegnare bene, poi Seferi ingabbiato ancora per Pettorelli, anzi per Sestilli che cerca spazio in mezzo a 3, buona la finta, attenzione a Sestilli, cerca l'ingresso in area, poi però non trova spazio, costretto a tornare indietro da Pettorelli, numero 3 fino in fondo, questa volta però si addormenta, grave errore del numero 3, può ripartire la Venere in bikini. Eusepi, l'appoggio per Anello, cambio di gioco dall'altra parte, c'è Natalucci, anzi Midulla, sempre lui a controllare la sfera, poi attenzione all'errore, sbaglia tutto la Venere, può ripartire la Roma calcio a 8, fase confusa del match, cerchio di centrocampo, ancora Midulla, poi Sestilli, è tutto regolare, ancora Sestilli, va con il mancino, conclusione alta anche qui, ma Sestilli è un giocatore che non ci pensa mai prima di tirare, insomma più di una volta ci ha regalato prodezze della distanza che insomma ricordiamo.
È vivo Sestili, l'abbiamo visto prima sulla destra, quando poi l'azione è finita fra i piedi di Pettorelli, che poi ha sprecato tutto, ma Sestili ha fatto un numero sensazionale in mezzo a 4 avversari, poteva forse scaricarla prima. Eh sì, Sestili poteva essere forse più altruista, ma insomma quando lui parte dal limite dell'area è difficile che rinunci alla conclusione in porta. Intanto attenzione alla Venere che può attaccare sull'out di destra, il pallone messo in mezzo direttamente fra le braccia di Goletti, che aspetta il movimento dei compagni e li fa ripartire in questo momento. Gioca ora la Roma al cerchio di centrocampo, pallone in avanti per Sestili che questa volta manca il controllo e può allora la Venere provare a ribattere, a controbattere sull'azione degli avversari. Anello, l'apertura sull'out di sinistra, Mostarda pressato, prova lui con il destro, potente ma centrale, nessun problema per Goletti che appoggia per Pettorelli. Va lui al lancio lunghissimo direttamente, attenzione però all'errore, Seferi controlla tutto solo, Seferi prova il tiro di punta, ancora lui, Seferi con il destro, para! Si distende sulla sua sinistra, Seferi ha sfruttato l'errore degli avversari, ma Opara si è superato, splendida parata. Allora la Roma adesso sta cercando di reagire ancora, Sestili dalla distanza, questa volta il tiro fuori, ma poco fa Opara ci ha regalato davvero un intervento da Cineteca sulla sua sinistra, grandissimo riflesso dell'estremo difensore della Venere. Una prodezza incredibile, come dici tu, frutto essenzialmente dei riflessi del difensore dei biancoverdi, che non ci ha pensato 2 volte, ha allungato la manona per parare il tiro, comunque ben indirizzato di Klaus Seferi. Mai lasciare spazio a Seferi, perché è davvero un giocatore che ti punisce. Intanto appoggia in questo momento la conclusione in porta, la rasoiata termina fuori, la guarda sfilare Opara, ma grandissimo intervento di Opara poco fa vicino al gol. La Roma calcia 8 con Seferi, siamo soltanto al 6° minuto della ripresa, partita che ci riserverà sicuramente tante altre sorprese. Intanto Eusepi cerca la verticalizzazione per Borci, deve inventare qualcosa, l'appoggio per Mostarda, gira dall'altra parte il pallone Midulla, Eusepi un po' indeciso sul da farsi, serve Anello, ancora il numero 8, out di destra per Midulla, potrebbe puntare l'avversario. Anello, buono lo scambio in profondità, è ottimo l'intervento di Quinquigno che adesso prova a riversarsi in avanti, a dare tutto, ma troppo solo, fa fatica a cercare il supporto dei compagni. E allora ancora Venere, ancora con Mostarda, questa volta fermato, può partire Seferi, eccolo il numero 11, le finte di Seferi in mezzo a 2, questa volta cade e Mostarda si salva, ma è stato tutto irregolare per il direttore di gara. C'è stato un fallo su Seferi che ha guadagnato il massimo da una situazione complicata e quindi vanno a protestare i giocatori della Venere, ma sta entrando in partita il numero 11, si sta scaldando, ci sta iniziando a mostrare tutte le sue qualità e poco fa ha sfiorato il gol del 2-1. Intanto sarà calcio di punizione per la Roma, calcio a 8 e c'è Sestili sul pallone. Scusate, si tratta di Quinquigno. Posizione abbastanza defilata, da qui la conclusione in porta, insomma non è impossibile ma piuttosto difficile. Intanto il numero 6 posiziona la sfera, barriera 2 schierata da Opara, ci sono Rolfo e Mostarda, è tutto pronto per il calcio di punizione. Quinquigno in corsa a sfruttare tutto lo spazio disponibile, va adesso il numero 6 a giro, buona l'idea, un po' meno l'esecuzione, ma insomma anche lui è un giocatore che ha nei suoi numeri questo tipo di conclusioni. Questa volta non ha centrato il bersaglio grosso, Opara fa ripartire ora i suoi giocatori con Mostarda in mezzo per Eusepi, aspetta il movimento dei compagni. L'appoggio ancora per Mostarda che cerca la verticalizzazione, Borci è scattato con un attimo di ritardo, forse un po' in ombra l'avvio della punta della Venere in bikini. Esatto, la Venere non è ancora riuscita a servire il proprio centravanti nel modo migliore. Abbiamo visto qualche controllo sbagliato del numero 9 biancoverde, ma basta solo servirlo dentro l'area, sappiamo quanto può essere pericoloso. Attenzione perché qui Anello si era liberato bene dell'avversario, poi all'1 contro 1 con Goletti si è allungato troppo il pallone, qui un'altra ghiotta occasione per la Venere. Anche Anello insomma non ha debuttato in questa partita come ci si aspettava, alti e bassi da parte sua, ma la Venere sta giocando il suo calcio e sta impensierendo gli avversari. Intanto Midulla, il break della Venere, ancora lui in mezzo a 3, prova la conclusione Mancina, davvero sulla luna. Sì, tutto però è partito da un grande break di Ponziani che ha recuperato palla in difesa e ha lanciato il proprio numero 10 in avanti. Ponziani, giocatore che lì dietro è sicuramente provvidenziale, ma anche quando attacca riesce sempre a dire la sua, dotato di un buon tiro, non una grande velocità ma una tranquillità che insomma in ogni parte del campo riesce a essere
sfruttata dal numero 4 della Venere. Intanto c'è stato un calcio di punizione e un fallo su Midulla che è stato steso dopo la sua percussione, quindi sarà calcio di punizione della Venere. Da qui Andrea Eusepi può sicuramente mettere in pensiero Goletti e sarà probabilmente lui a battere questo calcio di punizione. Va Eusepi sul pallone con il destro, conclusione potente, 1 metro alta sopra la porta di Goletti che ha battezzato comunque fuori la conclusione. Eusepi nel primo tempo, ricordiamolo, il gol fantastico che ha portato in avanti la Venere in bikini, un giocatore che sia con il destro che col sinistro può sempre mettere in difficoltà i portieri avversari. Pettorelli con l'esterno in profondità, è buona l'idea per Quinquinio che mette il pallone in mezzo, Mostarda recupera, allora l'appoggio per Eusepi, Midulla, ancora Eusepi pressato alto, adesso è costretta a spazzare la Venere in avanti, il pallone recuperato poi da Anello, fase confusa, non riesce ad arrivare il pallone a Borci, riparte ora la Roma, ancora Mostarda. Cerca l'1 contro 1, lo scambio per Borci, spalla alla porta, deve girarsi. Cerca il cambio di gioco dall'altra parte per Eusepi che si coordina e va con il destro murato. Ancora Mostarda, però non è finita l'azione della Venere. Midulla punta l'avversario, ancora lui va con il diagonale direttamente fra le braccia di Goletti. Vuole il vantaggio la Venere, lo sta dimostrando Roma, forse un po' alle corde adesso, prova ad uscire sui contropiedi, ma per adesso non sta impensierendo Opara. A parte con Eusepi, ricordiamolo, la sua conclusione, l'unica occasione pericolosa per la Roma Calcio 8 finora, che ai punti è sotto rispetto alla Venere. Intanto viene chiamato un time out, l'inquadrato Pettorelli, anche lui non un avvio esaltante ma comunque sempre negli standard. C'è bisogno forse di più aggressività, di cosa ha bisogno la Roma per cercare di rimettere dalla sua parte questa partita. Sì, la Roma deve in tutti i modi affidarsi ai suoi uomini migliori. Secondo me conviene rubare palla e affidarsi soprattutto ai piedi di Klaus Seferi, al suo estro, alla sua velocità. E allora andiamo a vedere questo calcio di punizione per la Roma Calcio 8. 2 uomini schierati in barriera da Opara. Il campo piccolo della Stella Azzurra favorisce spesso conclusioni dalla lunga distanza e vediamo se in questo caso Quinquinio andrà direttamente in rete. La rincorsa del numero 6 che va in porta, conclusione alta però sopra la porta di Opara. Da lì insomma mettere in difficoltà un portiere di questo tipo è complicato. Opara fa ripartire ora i suoi, pallone appoggiato sull'out di destra, ritmi ora più blandi, cerca spazi la Venere con Eusepi, l'appoggio per Mostarda, ancora Eusepi pressato però da Giannini, preferisce girare il pallone sull'out di destra, a riceverlo c'è Ponziani. Ancora Eusepi, è sempre lui il punto di riferimento nelle manovre della Venere in bikini. L'apertura a sinistra, Midulla cerca spazio, 3 giocatori su di lui, anche lui deve tornare indietro, ora si difende bene la Roma, cerca di scardinare la retroguardia avversaria. La Venere sempre con Eusepi che con il destro serve Mostarda, il lancio lunghissimo per Midulla che la prolunga in mezzo, scusate era Borci a ricevere il pallone, c'era Midulla ma non riesce a concretizzare l'azione, prova a riuscire ora la Roma dalla sua metà campo, pallone in profondità, c'è stata però una deviazione ma nessun problema per Opara che controlla, intanto rimette ora il pallone in gioco, controlla la sfera Eusepi, aspetta il movimento dei compagni, non c'è il pressing della Roma. Midulla, controllo ancora per il numero 8 che cerca la verticalizzazione, buona l'idea sull'out di sinistra. Attenzione a Gentili che mette il pallone in mezzo direttamente fra le braccia di Goletti, adesso forse è un po' calato il ritmo dell'incontro. Sì, e questo favorisce sicuramente la velocità di Midulla e i piedi di Eusepi che riescono a creare azioni sempre pericolose. Abbiamo visto prima anche con Borci, pescato in area di rigore, ha cercato il compagno a rimorchio, purtroppo non è andata bene alla Venere in bikini. Intanto Seferi se n'è andato e ha guadagnato il calcio d'angolo battuto in questo momento. La deviazione di Gentili sarà ancora corner per la Venere in bikini, per la Roma Calcio 8, scusate, che sta cercando di reagire, guidata soprattutto dal suo numero 11 Seferi e dalle conclusioni della distanza di Sestili, che però per ora non è riuscito ad essere un granché fortunato con i tiri da fuori. Intanto arriva un altro cross in mezzo di testa, impatta il pallone guadagno, ma è troppo alta la conclusione quando siamo al 13° minuto del secondo tempo. 1-1 fra Roma Calcio 8 e Venere in bikini, che sono a pari punti in classifica, quindi una vittoria permetterebbe il sorpasso da parte di una delle due compagini. Pettorelli pressato da Midulla, deve liberarsi della sfera, chiede aiuto a Quinquinio, costretto al lancio lungo, in avanti, recupera poi Mostarda, la conclusione al volo con il mancino Mostarda, buona l'idea, difficile da lì però segnare un gol, è uscito il pallone, Goletti l'ha rimesso in gioco in questo momento per la Roma.
Lancio in avanti, intercettato, prova a recuperare Guadagno con la testa, poi però termina fuori la sfera, sarà rimessa laterale per la Venere in bikini, che quest'anno, possiamo dirlo, ha debuttato con una grande presenza in questo campionato, 4 le vittorie, 2 pareggi e 2 le sconfitte, insomma un buon avvio per essere una matricola nella Lega Calcio a 8. Certo, certo, nessuno si aspettava un cammino del genere da parte di una neopromossa che soprattutto nelle ultime giornate ha cominciato ad ingranare, a conquistare punti su punti, fra l'altro portandosi anche nella stessa posizione di classifica della Roma Calcio 8 con lo stesso numero di vittorie, di pareggi e di sconfitte. Attenzione intanto a Pettorelli in mezzo per Seferi, non si chiude il triangolo, arriva Eusebio ad intercettare la manovra avversaria, ora c'è spazio per avanzare, il numero 8. Aspetta il movimento di Borci, l'appoggio sull'out di destra, poi il cross in mezzo, riesce a deviare Pettorelli direttamente fra le braccia di Coletti che va al lancio lunghissimo, l'anticipo di Ponziani, pallone riscodelato in avanti, attenzione a Borci, c'è Midulla tutto solo, qui forse egoista Borci, poteva servire il numero 10 che si era staccato bene. Sì, si era inserito benissimo Midulla, Borci forse non ha pagato la propria prestazione, ha deciso di girarsi e concludere a rete. Intanto ancora Eusepi ha provato per l'ennesima volta dalla distanza di impensierire l'estremo difensore della Roma, un duello tutto balistico, ma intanto prova ad andarsene Seferi, ancora Seferi mette il pallone in mezzo, non riesce a concludere Guadagno, vicina al 2-1 la Roma, ma sempre da Seferi partono le iniziative dei giallorossi, è sempre pericolosissimo, questa volta ha fatto fuori 2 avversari, poi Guadagno non è riuscito ad impattare il pallone o comunque a concludere in porta. Un'azione straordinaria di Klaus Seferi che è stato anche lucido nel vedere il compagno tutto solo con un passaggio perfetto che ha scavalcato di fatto Para, ma il compagno è riuscito a concludere a rete. Forse la chiave di questa partita per la Roma sta proprio nei piedi di Klaus Seferi, il numero 11, dopo un avvio di match non proprio esaltante. Adesso sta iniziando a rodaggiare e a tornare in campo come lo conosciamo, insomma quando tocca il pallone è sempre molto pericoloso. Intanto è calcio rimessa laterale, scusate, per la Venere in bikini, e allora Midulla aspetta il pallone, appoggiato adesso da Mostarda, deve rispondere la Venere, ancora 1-1, incontro scacchistico, scusate, fra le due squadre. Intanto pallone messo fuori a Eusepi dalla distanza, il 2-1 per la Venere in bikini, coordinazione da manuale per Andrea Eusepi, da mostrare nelle scuole calcio questo gol al volo, non ci ha pensato 2 volte, l'ha messa sotto la traversa, 2-1, ma questo giocatore davvero è qualcosa di spaventoso. 2-1 per la Venere, Eusepi ancora un gol fantastico. Un gol che ha ricordato molto quello di Zidane contro il Bayer Leverkusen, un gol fantastico di Eusepi che ha preso in mano la sua squadra, da grande capitano ha deciso di risolverla lui questa partita, come già successo nel primo tempo. Ora la Venere dovrà stare attenta a non farsi riprendere subito come è successo nella prima frazione. Al 16° minuto è ancora la Venere a passare in avanti, ancora una volta dai piedi del suo giocatore più estroso, il capitano Andrea Eusepi ha regalato alla Lega Calcio 8 un altro gol fantastico, e ora sono galvanizzati i biancoverdi, ma attenzione perché deve rispondere la Roma, ancora con Seferi, forse il più ispirato, questa volta si fa soffiare via il pallone da Midulla, ma in maniera irregolare. Sarà calcio di punizione per la Roma, che adesso deve rispondere al gol fantastico di Andrea Eusepi. 2-1, c'è tempo, comunque un gol di vantaggio non è abbastanza per rilassarsi, soprattutto nella Lega Calcio a 8, perciò adesso cerca la Roma di reagire dai piedi del numero 11 Klaus Seferi. Il calcio di punizione, questa volta è lui a batterlo, si avvicina anche un compagno, soltanto Andrea Eusepi in barriera per la Venere in bikini, ed è tutto pronto per il calcio di punizione. L'appoggio corto per Seferi, preferisce giocare il pallone basso la Roma, intanto dalla distanza prova la conclusione Sestili, ribattuta però sarà rimessa laterale ancora per la Roma Calcio 8, che guadagna metri e va alla caccia del gol del pareggio. Intanto la rimessa laterale battuta male, il cross in mezzo, non c'è nessuno però, pallone che termina fuori, nessun problema per Opara. Cosa deve fare ora la Roma per cercare di rimettere in piedi questa partita? Innanzitutto affidarsi alla propria tecnica, perché davanti non manca con Seferi e Sestili, ma questi lanci sono da evitare, soprattutto perché non c'era nessuno che avesse seguito l'azione sul secondo palo, così è troppo facile per la Venere controllare la partita e il risultato. Mostarda controlla il pallone, torna indietro da Ponziani, Eusepi, ancora Mostarda, cambio di gioco dall'altra parte, mette giù il pallone
Midulla che prova ad andarsene in mezzo a due, anzi si tratta di Gentili che ha cercato il cross in mezzo. A volte è difficile cercare di identificare giocatori in partite frenetiche come questa, ma comunque ha provato il numero 7, pallone che termina fuori. Intanto prova a rimbastire una manovra la Roma calcio a 8. Attenzione al pressing da parte ancora di Gentili, se ne va bene però Sestili, bloccato, e allora Mostarda gira sull'out di destra, sempre per Gentili, cerca il dribbling, se ne va bene il numero 7, ancora con un po' di fortuna, poi però è Guadagno a controllare il pallone, buono il disimpegno del numero 8. Gira il pallone ora per Pettorelli, indietro, la Roma adesso deve stare attenta, un altro gol potrebbe essere letale. Tanto alza un campanile Pettorelli, sarà comunque rimessa laterale per la Roma calcio a 8 con il numero 3 che va a battere la rimessa in gioco. Indietro, controlla ora Giannini, pallone giocato sull'out di sinistra, Chianese allarga la sfera per Sestili che va direttamente in porta. Opara riesce a metterla fuori, non è finita, poi recupera il pallone Anello, prova a distendersi la Venere in bikini, Eusebi la mette giù, cerchio di centrocampo, alza la testa il numero 8, la gira per Anello, in mezzo per Midulla che non riesce a spingerla oltre la rete, lì bastava un tap-in, un errore da parte del numero 10, ci può stare, ma comunque da un giocatore così forse non sarebbe stata una sorpresa. No, assolutamente. Poi abbiamo visto Midulla partire esterno destro, adesso è lì in posizione di centravanti, un giocatore totale che in attacco può ricoprire qualsiasi posizione. Per quanto riguarda la Roma invece non deve lasciarsi prendere dal panico perché mancano ancora più di 5 minuti, c'è ancora tutto il tempo di rimettere in carreggiata questa gara. Assolutamente sì, è importante mantenere i nervi saldi, è soltanto un gol, intanto attenzione al tiro deviato di Chianese che però non scende abbastanza per impensierire Opara. 2-1 il risultato per la Venere in bikini, siamo al 20° minuto della ripresa, 5 minuti più recupero per le speranze della Roma calcio a 8 che adesso va a battere il calcio d'angolo in mezzo, attenzione allo stacco, riesce a impattare il pallone Bucri ma non riesce a coordinarsi nel modo giusto con la testa, pallone che rimbalza e poi si alza sopra la porta sopra la traversa della porta difesa da Opara che ora si appresta a rimettere il pallone in gioco, l'estremo difensore della Venere in bikini che è stato protagonista in questa ripresa di un intervento straordinario sulla conclusione ravvicinata di Seferi. Intanto Anello con il contagiri, pallone però giocato male ora dalla Venere, prova a ripartire la Roma, sarà rimessa laterale per i biancoverdi. Eusebi torna indietro da Gentili che scodella un po' in avanti, un po' imprecisa qui l'idea del numero 7, recupera il pallone Pettorelli, ancora il numero 3 aspetta i rinforzi dei compagni, poi preferisce giocarla in difesa, lo scarico di Giannini, out di sinistra, Quinquigno si libera bene dell'avversario, poi in mezzo per Sestili, il capitano, gira il pallone dall'altra parte, c'è Pettorelli, si chiude bene adesso la Venere, costretto a tornare indietro la Roma da Giannini, ancora un lancio lunghissimo, questa volta Opara anticipa tutti ma non è finita, Guadagno dalla distanza, prova a coordinarsi col mancino, la rasoiata sfiora il palo di Opara e qui un brivido avrà attraversato la schiena dei giocatori della Venere in bikini. Certo, perché il portiere dei biancoverdi era in mezzo al mucchio, non poteva veder partire questo tiro che ha sfiorato il palo, ma se fosse stato qualche centimetro più dentro sarebbe sicuramente valso il 2-2 per la Roma. Attenzione qui Anello e poi Midulla stavano per reincarare la dose per la Roma calcio a 8, entrambe le conclusioni murate, ma la partita adesso sta diventando precaria nonostante il vantaggio di 2-1 per la Venere. Occasioni da una parte e dall'altra, a Guadagno che ha sfiorato il palo hanno risposto Anello e Midulla. Anello tra l'altro è stato ammonito, anzi si tratta di Andrea Eusebi, il capitano numero 8, si guadagna il cartellino giallo, ma insomma dopo una prestazione così, dopo 2 gol come quelli è davvero poco, soltanto un piccolo neo in una partita davvero giocata ad altissimi livelli da parte del capitano della Venere. Una partita incredibile di Eusebi, un gol per frazione, i gol sono arrivati sempre sulla situazione di parità per capire quanto importanti fossero le segnature del capitano dei biancoverdi. 2 gol che oltre ad essere belli sono anche davvero pesanti, sono i 2 gol che per adesso stanno regalando 3 punti fondamentali alla Venere, ma soprattutto il sorpasso in classifica sui rivali della Roma calcio a 8 che si sono presentati appunto in questa partita a pari punti con gli avversari, con i biancoverdi, intanto che adesso provano a giocare. Buono lo spunto di Midulla che se ne va, pallone tenuto in gioco ma regalato a Pettorelli che sbaglia tutto, però ancora Midulla fuori aria, Gentili prova con l'esterno, costretto a velocizzare la conclusione, a rimetterci, però è stata la precisione, intanto la Roma questa volta sbaglia.
Sì, chiamava palla Mostarda sulla sinistra, forse aveva ragione, il compagno poteva servirlo, era tutto solo il numero 11 bianco-verde. Intanto prova Klaus Seferi, la conclusione salva sulla linea Ponziani e ancora una volta vicino al gol la Roma calcia 8 con Seferi, che in questo incontro si sta dimostrando davvero il valore aggiunto dei giallorossi. Sì, forse è l'unico che può salvare la Roma a questo punto alla disfatta. A meno di 2 minuti dalla fine la Roma deve affidarsi ai piedi del suo giocatore più rappresentativo, ma attenzione adesso. Intanto è stato messo giù Mirko Anello. Attenzione perché sta protestando anche Seferi con il direttore di gara. Andiamo a vedere quale sarà la scelta dell'arbitro. Intanto tutti i giocatori della Roma attorno al direttore di gara perché c'è stata un'espulsione, non siamo riusciti a vedere chi è stato però ad essere mandato negli spogliatoi. Sì, è proprio il numero 11 Klaus Seferi, una perdita davvero grave per la Roma Calcio 8 che rinuncia al suo giocatore migliore, ma ormai mancano soltanto 2 minuti più recupero al termine del match e Seferi abbandona in anticipo l'incontro. Forse era lui la risorsa, adesso la Roma però dovrà farne a meno e tirare fuori tutto il suo carattere. Intanto il cross in mezzo della Venere, non c'è nessuno a raccogliere la sfera, Venere che conduce per 2-1. Ora la Roma deve cercare il tutto per rimettere in piedi un incontro che comunque si sta mettendo male per i giallorossi. Sì, avevamo appena finito di dirlo, Klaus Seferi protagonista per quanto riguarda la Roma di questa gara. La Roma perde certamente il suo giocatore principale, il faro, colui che può accendere la luce là davanti. Non sarà facile adesso per i giallorossi tornare in gara. Intanto Giannini si libera bene del pressing di Midulla, adesso prova lui a dar manforte ai suoi, la conclusione murata, però c'è stato un fallo su di lui e allora sarà calcio di punizione per la Roma Calcio 8 sul pallone. Va lui, il capitano Sestili, che ha provato fino ad ora dalla distanza senza grande successo. Attenzione perché c'è anche Bugri sulla sfera. Intanto provano a spiegarsi con l'arbitro i giocatori della Venere in bikini, ma ormai questa è la scelta del direttore di gara. Sarà quindi calcio di punizione per la Roma che in questi minuti finali, adesso appena sorpassato il 25esimo minuto, deve cercare almeno di trovare un punto prezioso per la classifica. Intanto si allontana Sestili dalla sfera, sarà Bugri a cercare direttamente la conclusione in porta. Rincorsa lunghissima per il numero 9, 3 giocatori schierati in barriera da Opara. Vediamo se riuscirà a riaccendere le speranze dei suoi Bugri da distanza siderale, ma questo campo, come abbiamo detto, può favorire iniziative di questo tipo. Intanto è tutto pronto per il calcio di punizione. C'è Bugri sul pallone, sistema le ultime cose in aria al direttore di gara. Si può partire ora, prova Bugri, l'appoggio però per Sestili che può andare con la conclusione in mezzo deviata. Non è finita però poi riesce a cavarsela Andrea Eusepi ad alzare un campanile. Tutto fermo per il direttore di gara. Sarà calcio di punizione per la Venere in bikini. Intanto si nervosiscono Sestili e Bugri con il direttore di gara. Non condividono la sua scelta, ma sono minuti preziosi questi per la Venere che in questo finale deve cercare di difendere nel miglior modo possibile il punteggio. Sì, un punteggio che è stato figlio della sfida a 2 fra Klaus Seferi ed Eusepi, forse deciso dal portiere. È stato Opara a inventarsi una parata pazzesca su un tiro a botta sicura di Klaus Seferi. Forse è stato quello il discrimine fra le due prestazioni. Probabilmente se quel pallone fosse entrato avremmo visto un'altra partita, l'abbiamo detto, ormai mancano pochi secondi, anzi è arrivato ora il fischio finale del direttore di gara. Una grandissima vittoria da parte della Venere in bikini che con 2 prodezze, 2 gol fantastici di Andrea Eusepi guadagna 3 punti preziosi in campionato e scavalca la Roma che prima di questo match si trovava nella stessa situazione in classifica a pari punti. Che partita è stata, Luca? Una partita bellissima, molto tattica, una partita che è stata forse vinta ai punti dalla Venere in bikini, che è riuscita a battere 2 volte Goletti con 2 prodezze del proprio capitano, il numero 8 Andrea Eusepi. Dall'altra parte quasi esclusivamente Klaus Seferi, sempre Klaus Seferi, che poi è stato anche protagonista nel finale in negativo con una espulsione che non abbiamo capito. Probabilmente non abbiamo potuto sentire quello che ha detto all'arbitro. E allora dalla Stella Azzurra è tutto, la Venere vince 2-1 con la Roma. Un saluto da Giulio Soricelli e Luca Barbon.